La Riviera del Brenta, laboriosa area del Veneto, famosa per le splendide ville, è diventata nella seconda metà del Novecento il centro mondiale della calzatura. Le più importanti griff del mondo hanno voluto realizzare qui i loro modelli più prestigiosi. Un vero e proprio miracolo, secondo Luigino Rossi, uno dei protagonisti di questa straordinaria avventura. Se si vuole diventare un po' più importante del signor Rossi delle barzellette, se uno si impegna nelle proprie professioni, nella propria attività, e io con le calzature credo di aver fatto qualche cosa di interessante a livello mondiale, essendo conosciuto forse più all'estero che non in Italia. Amore per il lavoro, manodopera di altissimo livello, imprenditori capaci sono gli ingredienti di questo successo. Lo testimoniano i modelli esposti nel Museo Rossi Moda della Calzatura, nati dalla collaborazione con i più famosi stilisti del mondo: Dior, Saint Laurent, Fendi, Givenchy, Ungaro, Porsche, Gucci. Il giornalista e scrittore Francesco Iori è da sempre, e non solo per mestiere, un attento osservatore della realtà veneta ed è l'autore di una bella biografia di Luigino Rossi, La filosofia della scarpa. La Riviera è entrata in forte crisi come tutti i comparti produttivi qualche anno fa e ha saputo riorganizzarsi e stare sul mercato. E lo fa perché in termini innovazione, creatività, marketing, capacità di stare sui mercati li ha già da sempre, sono nel suo DNA e quindi sicuramente riuscirà a uscire anche da questa situazione. Pubblico delle grandi occasioni per questo importante evento. Dopo la visita al museo, la cena nell'elegante salone di Villa Foscarini Rossi, splendidamente affrescato nel 1600, che si apre con il saluto del governatore del distretto Lions 108 TA3, Maria Cristina Palma, che ha sottolineato il significato di questo incontro. Anche per noi, pur se siamo un'associazione di servizio, è fondamentale avere uno sguardo sulle problematiche che in questo momento la società ci porta a valorizzare queste testimonianze di imprenditorialità, quindi di sfida, di coraggio, di ottimismo verso il futuro. Mentre Luigino Rossi racconta la sua vita, per molti versi straordinaria, viene facile credere che questo miracolo possa ripetersi. La gente veneta ha ancora l'orgoglio e la tenacia per fare le scarpe alla crisi. Il futuro della nostra industria calzaturiera e l'attenzione alle giovani generazioni ha come portavoce in questa serata l'ingegner Mauro Tescaro, direttore del Politecnico Calzaturiero della Riviera del Brenta. Noi cerchiamo di lavorare tra tradizione e modernità, nel senso che dobbiamo riuscire a cogliere tutto quello che di buono c'è nelle lavorazioni artigianali, nel know-how, nel sapere dei nostri artigiani e trasformarlo e innovarlo, diciamo, attraverso le tecnologie, attraverso l'internazionalizzazione delle imprese, ed è ciò che lentamente sta avvenendo in molte imprese del territorio. Da questo incontro emerge un messaggio positivo, di fiducia nel futuro. Un segno tangibile di questa fiducia vuole essere la borsa di studio che Ivana Zuin, socia Lion del Club Padova Carraresi, offre in memoria del marito, Eberardo Michelon, uno dei pionieri dell'industria calzaturiera della Riviera del Brenta. La destinataria è una giovane e talentuosa studentessa del Politecnico Calzaturiero, Elisa Grandolfo. Proprio con le immagini di Elisa vogliamo chiudere la cronaca di questa serata.